Un caloroso benvenuto da Stefania Della Tomasa e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Questa è la quarta giornata della quinta edizione del festival che accoglie relatori che provengono dall'università per approfondire, soprattutto nel pomeriggio, temi che ogni volta sono di interesse soprattutto per educatori e formatori. Quindi l'incontro di oggi, che ha come focus culture, e pertanto le culture non sono confini, ma sono orizzonti che ci aiutano ad aprirci verso l'alto, ma come facciamo effettivamente nella quotidianità. Ed è per questo che oggi è venuto a trovarci il professore Luca Agostinetto. Salve. Buonasera Stefania, buonasera a tutte e a tutti. Ecco, insieme aiuteremo docenti ed educatori a capire come nella realtà si possa veramente poi creare questo clima interculturale. Intanto volevo però ringraziare coloro che lavorano per la realizzazione di Educhiamoci, che come dicevamo giunge alla sua quinta edizione. Intanto un saluto particolare alla nostra sindaca Mirella Bagliana, poi un saluto all'assessore alle politiche scolastiche e alla cultura Enrico Padoan, e un saluto particolare al presidente del comitato scientifico Cosimo Marco Scarcelli e alla dirigente scolastica Rachele Ciccarelli, che ci ospita, visto che siamo nella scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte e nello specifico nell'Aula Magna. Ecco, questo evento è realizzato con il patrocinio dell'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione di Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Centro Veneto Progetti Donna, CAV, Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti, con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, ideazione grafica e coordinamento a cura di Palcom. Vi invito a seguire il nostro sito www.educhiamoci-vittorioveneto.it. Qui potrete scaricare il programma, avere informazioni circa i relatori che si susseguono nelle giornate di Educhiamoci, rispondere anche a vari quesiti, non soltanto, ma anche rispondere al sondaggio, ecco, per il gradimento. Quello che vedete in sovraimpressione, adesso la regia ci aiuterà, è il QR code per dare anche voi il vostro feedback e essere dalla nostra parte in qualche modo per aiutarci a crescere. Questo è il questionario di gradimento. Anche dopo, successivamente, potrete dare il vostro feedback, come dicevamo. Vorrei anche fornirvi un numero di telefono, che è il numero di telefono WhatsApp, sul quale potrete inviare le vostre domande, quesiti per il professor che è qui con noi, 349 78 36 815, ripeto 349 7836 815. Professore, lei è pronto a rispondere a tutte le domande dei docenti? Assolutamente sì. Ok, perfetto. Come dicevamo, il comitato scientifico è presieduto dal professor Marco Scarcelli, ma coadiuvato dall'operato del professor Graziano Cecchinato, della professoressa Giovanna Miolli e della professoressa Arianna Palmieri, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare ieri sera. Ecco, altro da aggiungere, ecco, noi siamo, lo diciamo, siamo una realtà, una società multiculturale, però nelle classi, dalla teoria alla pratica, c'è tanto da fare. Quindi, professore, si rivolga al nostro pubblico che ci sta seguendo attraverso anche il canale YouTube Comune Vittorio Veneto, attraverso la diretta Facebook, e ci dica come effettivamente dobbiamo comportarci quando abbiamo culture diverse che si incontrano e si mescolano alla nostra. Tenterò di delineare brevemente appunto in questo pomeriggio questa questione molto delicata che, come dice giustamente Stefania, segna un bel gap tra la teoria e la pratica. È qualcosa che ci troviamo a gestire, ma che non è affatto detto riusciamo a far bene. Anzi, io partirei proprio da ciò che sbagliamo, perché molto spesso ciò che noi facciamo in chiave interculturale, ahimè, è sbagliato. Tantissimi errori educativi li facciamo in buona fede e per questo non ce ne accorgiamo, ma
in ogni caso hanno comunque degli effetti molto gravi, anche se sono commessi in buona fede. Cos'è che sbagliamo? Molto spesso insegnanti volenterosi o comunque dirigenti che hanno tanta buona volontà intendono in qualche modo rispondere a quello che percepiscono come una sorta di ingiustizia o di fatica che grava sugli stranieri. Sono consapevoli di stereotipi, pregiudizi, di cui sono vittime anche i loro stessi ragazzi e pertanto reagiscono, c'è questa risposta un po' reattiva, proponendo un'immagine affatto diversa che è tutta giocata sulla positività, sul piacere dell'incontro, sulla bellezza, eccetera. Così le nostre aule, fin dalle primaria, ma anche poi alle superiori, così si riempiono di disegni, di mondi con i cuori, con le manine che si tengono, le manine colorate di tutti i colori, e si fanno le cene interculturali e si fanno tutte cose così, e tutti questi progetti apparentemente molto belli, che però hanno la grave pecca di essere iniziative tendenzialmente estemporanee, cioè fatte proprio per riparare a questa situazione che viene percepita come diffusa e comune, e che sono tremendamente retoriche. Sono retoriche, sono dolciastre e non vanno ad affrontare il problema. I nostri ragazzi rischiano in questo modo un effetto paradossale, cioè imparano che cosa devono dire a noi, sanno che cosa ci aspettiamo che loro dicano rispetto a questo problema, alla difficoltà che invece loro percepiscono a volte nei rapporti anche interculturali, e li educhiamo in questo modo ad una sorta di falsa retorica. Da un lato sono bravi, diventano bravi a darci le risposte che vogliamo sentire, dall'altra parte magari nei social o nella vita privata o nelle situazioni informali, non risolvendo questo conflitto, lo vivono lì in maniera molto conflittuale, e questo non aiuta. Professore, questa era la premessa. Sì. Quindi io poi volevo appunto presentarla al nostro pubblico adeguatamente. E lei è professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova e del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, FISPA, dove insegna pedagogia interculturale e pedagogia generale e sociale. È presidente del corso di studi in scienze dell'educazione con sede a Rovigo, membro del direttivo Società Italiana di Pedagogia e delegato per l'Italia dell'European Educational Research Association. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia, si occupa di epistemologia pedagogica e interculturale, di progettazione educativa e formazione, operando nella scuola, nei servizi educativi per minori e per la prima infanzia, nel campo dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Ecco, dall'alto della sua esperienza, quindi, quali sono gli errori che maggiormente facciamo? Bene, detto che gli errori ci sono, li facciamo, molto spesso sono inconsapevoli, quello che ho pensato oggi è di provare a dargli uno sguardo invece positivo attraverso 5 parole che vediamo in questa slide e che danno un po' il titolo anche al mio contributo, no? 5 parole per decostruire la normalità. La normalità è quella che dicevo prima, cioè una errata concezione del lavoro interculturale in classe, o anche l'accettazione che certe problematiche esistano e debbano rimanere. Allora, la mia proposta oggi è quella di percorrere queste 5 parole, che sono complessità, cultura, italiani, equità e intercultura, e faccio notare che intercultura è solo in fondo, perché mi piacerebbe che ci si arrivasse quasi per conseguenza, proprio perché molto spesso è la prima parola che noi mettiamo senza fermarci a capire realmente qual è il problema, e gli interventi che facciamo, ripeto, rischiano di essere spesso molto retorici. Quindi io percorrerò queste 5 parole, Stefania, insieme. Avverto anche che hanno un peso inversamente proporzionale all'ordine, nel senso che le prime sono un po' più dense e un po' più lunghe, e poi poco a poco portano a quelle successive, di modo che l'ultima dovrebbe giungere quasi di conseguenza. Per ognuna di queste parole poi ho pensato anche delle chiavi, che sono altre parole, che le aprono e che alla fine dovrebbero riuscire a dare il quadro di come sia possibile decostruire questa normalità. Per partire io mi ispirerei a quello che ha fatto un'altra persona in situazioni simili, molto più brava di me,
per rispondere alla domanda: qual è la realtà in cui siamo? Qual è la realtà che dobbiamo gestire nelle nostre aule, nelle nostre società? Cioè, qual è la realtà in cui siamo immersi, l'aria che respiriamo? E mi riferisco, mi piace sempre iniziare con questa storiella di David Foster Wallace, compianto scrittore, giornalista estremamente acuto e intelligente, che nel 2005 si è trovato al Kenyon College negli Stati Uniti a dover fare la prolusione del discorso delle proclamazioni, tutte quelle cose che noi spesso vediamo dove loro lanciano i cappelli, dove si laureano tutti insieme e ricevono il titolo di laurea. E in queste occasioni c'è sempre qualcuno che fa un discorso di ispirazione, un discorso importante, no? Famoso quello è di Steve Jobs, no? Be foolish, be angry, eccetera. David Foster Wallace a tutti questi laureandi di materie diversissime racconta questa storiella che dice: ci sono due pesci giovani che nuotano. A un certo punto incontrano un pesce anziano. Il pesce anziano li guarda e gli dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? Questi due pesci nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: ma che diavolo è l'acqua? È una bella storia perché l'acqua è la sostanza in cui questi pesci sono immersi ed è talmente vitale da essere invisibile, da essere scontata, mentre il pesce anziano rappresenta colui che sa leggere la realtà, che vive, che respira e che ti condiziona e che ti determina anche la vita o la non vita. Ecco, in questo senso la domanda alla quale tenterei di rispondere per prima è proprio: qual è la realtà in cui siamo immersi? Qual è l'acqua che respiriamo? Bene, un primo paradigma arcinoto e sul quale possiamo andare molto velocemente è una risposta che arriva già dalla fine degli anni 70. Siamo immersi in una società globalizzata. La globalizzazione è una felice definizione di Anthony Giddens del 79, dove per globalizzazione, come sappiamo, intende quella fittissima rete di interdipendenze a diversi livelli che unisce tutte le parti del pianeta, tale da farlo sembrare un unico sistema. Ebbene, la cosa che spesso sbagliamo è che questa fittissima rete di interdipendenze non è affatto nuova, è sempre esistita, cioè il mondo è sempre stato interrelato, sia dal punto di vista climatico, ambientale, delle scoperte umane, delle guerre che accadevano, che si ripercuotevano su altri popoli, eccetera, eccetera. La cosa che sottolinea Giddens e che spesso dimentichiamo è che la novità sta nel fatto che queste interdipendenze oggi sono rapidissime. Rimangono fitte, ma sono rapidissime. E poiché queste interdipendenze generano cambiamenti nella loro connessione, quindi una guerra cambia il prezzo delle materie prime in un altro mercato, una transazione finanziaria cambia una situazione di equilibri politici da un'altra, poiché queste conseguenze sono rapidissime, ne consegue che i cambiamenti sono rapidissimi. Questa è la globalizzazione, che ci porta a un altro paradigma più recente, che è il paradigma della complessità. Oggi noi possiamo dire di essere immersi in un paradigma della complessità. Siamo in una società complessa che cambia vorticosamente, non in maniera lineare, non in maniera prevedibile, e che dobbiamo imparare a gestire. Come si vede in questa vignetta carina, l'errore che spesso facciamo è quello di far finta che non sia così. C'è una bellissima frase di Bernard Shaw che dice: per ogni problema complesso c'è una soluzione semplice, che però è sbagliata. E come si vede, la persona che esce da quella stanzetta e che qualcuno, un docente, un formatore, non lo so, gli ha detto: guarda che per andare da A a B basta fare così, esce, poi si trova la realtà che vede, come fa ad orientarsi? Ecco, noi di fronte a una realtà e una società complessa dovremmo sviluppare un pensiero complesso e invece siamo continuamente tentati da un pensiero riduzionista, semplicistico, perché è seducente. Perché se io sono agitato, in difficoltà di fronte alla complessità, se tu mi dici che in realtà è tutto semplice e che se faccio così otterrò colà, per me sei seduttivo. La politica gioca molto su questo, leggete me, in 24 ore risolvo tutto. La realtà è assolutamente più complessa. Ne consegue che noi come educatori dovremmo educare ad un pensiero complesso. E invece su alcune cose abbiamo una mentalità letteralmente binaria, in particolare sul mondo che riguarda gli stranieri.
Quindi la realtà è molto complessa, le sfumature sono infinite, le intersezioni sono tantissime e le nostre categorie mentali sono quelle del noi altri, straniero, autoctono, uguale, diverso. Non funzionano queste identità, queste categorie, perché la realtà è estremamente più complessa. Zygmunt Bauman, di fronte a questa complessità, nel 99 scrive questo bellissimo testo che secondo me è attualissimo, che ci risponde nella maniera più efficace alla domanda: qual è l'acqua in cui noi siamo immersi? L'acqua è quella della complessità che noi percepiamo come incertezza. Umanamente noi siamo continuamente immersi in una situazione incerta dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista del futuro, della stabilità politica, anche delle relazioni affettive che sono sempre meno stabili e più destinate a terminare presto. Questo diventa la normalità al punto da non vederla più, eppure determina in parte quelli che sono i nostri comportamenti. Proviamo a guardare questa complessità per cogliere la dimensione multiculturale. Ecco, la realtà è multiculturale, questo lo sappiamo tutti, no? A proposito di connessioni, ho messo lì questa citazione, il riferimento a Viktor Borisovich Shklovsky, che si occupa di arte, quindi apparentemente non c'entra niente con noi, ma come abbiamo visto anche ieri sera, Stefania, la realtà è correlata, la genetica è correlata all'epigenetica, l'arte alla scienza, insomma la realtà è molto più complessa e molto più correlata di quello che sembra. Ebbene, questo autore, che in realtà si occupa d'arte, è uno dei cosiddetti formalisti russi, e nel 1919 scrive questo libro, questo saggio bellissimo che si intitola L'arte come procedimento, in cui svela praticamente quello che è il nostro modo di stare al mondo. Lui dice che noi in realtà le cose non le vediamo, ma le riconosciamo. La realtà ci passa accanto imballata e noi la riconosciamo per il posto che occupa. Perché il nostro cervello è economico e perché noi siamo abitudinari, quindi a furia di parlare di certe cose, di dire certe cose, io la realtà multiculturale non la vedo, la etichetto immediatamente, so il posto che occupa nella gerarchia dei miei pensieri, sono d'accordo, non sono d'accordo, sono a sfavore, non sono a sfavore, so di dover essere a favore in certe situazioni, so di poter dire delle cose molto più acide in altre, ma non la vedo. Invece, dice Shklovsky, l'arte consiste proprio lui dice proprio spiazzarti e costringere, facendoti vedere la realtà da un'altra punto di vista, a trattenere il tuo sguardo. Nella misura in cui l'arte trattiene il tuo sguardo, tu è come se quella cosa la vedessi per la prima volta e questo ti spiazza. Fra l'altro è veramente curioso che lui usa questo procedimento e lo chiama straniamento, che di nuovo ci avvicina al concetto di alterità e di stranieri. Ecco, noi dovremmo straniarci di fronte alle cose che crediamo di sapere e provare a guardarle realmente, a far trattenere il nostro sguardo. Così io, per esempio, in classe con i miei studenti, ed è anche un suggerimento che do ai docenti che ci ascoltano, faccio fare questo giochino, questo esercizio. Dico, sapete che siamo in una società multiculturale? Avete mai sentito parlare che c'è l'immigrazione? Ti guardano sempre come se fossi matto, come se fossi fuori dal mondo. Anche alcuni loro compagni arrivano da altri paesi, quindi dici, ma sto qua cosa crede? E poi gli si dice, bene, ditemi qualcosa di questa realtà. Domande semplicissime. Quanti sono gli stranieri? Da dove vengono? Quanti sono le donne? Che lavoro fanno? Qual è la loro religione? Io con delle semplici applicazioni online, studenti sono 250 in aula, però si collegano con il telefonino a un'applicazione che si chiama WooClap e danno le risposte in tempo reale, hanno 10 secondi per ognuna di queste domande. Ebbene, quello che viene fuori è che in realtà noi crediamo di sapere tantissimo su queste realtà e non ne sappiamo quasi niente. Faccio qualche esempio, ma provate anche voi che state ascoltando alla domanda a bruciapelo: quanti sono gli stranieri in Italia? Che cosa rispondereste? Provate a pensarci. La risposta sono 5 milioni e 4, il 9,2% della popolazione. Le ricerche ci dicono che ai sondaggi le persone pensano che siano il 31% e c'è una bella differenza tra 9% e 31%, tra 5 milioni e quasi 20 milioni. Quella sì sarebbe un'invasione.
E altri esempi molto semplici. Ne percepiamo di più. Noi ne percepiamo di più. Noi la percepiamo in maniera distorta. Percepiamo per esempio il fatto che siano più le donne che gli uomini. Il 90% delle persone dice che tra gli stranieri ci sono più maschi che femmine, mentre è vero il contrario, le donne sono il 53% e gli uomini sono il 47% all'interno della popolazione straniera. E mille altre differenze. Tutti pensiamo che la principale religione sia l'Islam. Tra gli stranieri l'Islam è professato dal 31% della popolazione, il 52% è cristiano. Sono distorsioni che noi abbiamo e che riteniamo innocue, ma non lo sono, anche perché tante hanno un evidente giudizio di valore. Dico un altro dato molto semplice. Tutti pensiamo che l'immigrazione sia fondamentalmente un costo, che nel migliore dei casi dobbiamo affrontare perché siamo una società di diritto, siamo buoni ed è giusto che sia così. Ebbene, dati del Ministero dell'Interno 2023, se io metto su un piatto della bilancia tutti i costi legati all'immigrazione, dal pattugliamento delle coste ai servizi di accoglienza, gli ospedali che loro usano, gli insegnanti che sono assunti perché ci sono questi bambini in classe, eccetera, 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 e dall'altra parte metto le tasse che loro versano, ebbene nel 2023 c'è un saldo utile di 4,3 miliardi di euro. Quindi non che, per carità, da un pedagogista passi l'idea che dovremmo guardare con favore l'immigrazione perché è un vantaggio economico, per carità, perché è piuttosto disumano, ma è curioso che noi pensiamo l'inverso. Ecco, questa che si chiama dispercezione sociale sull'immigrazione non è innocua e ha delle conseguenze, perché ovviamente noi ci comportiamo non in base alla realtà, che rimane lì fuori serena com'è, ma in base all'idea che abbiamo della realtà. E se pensiamo che gli stranieri siano 20 milioni, ci comportiamo come se lo fossero. Se pensiamo che delinquino più degli italiani, ci comportiamo come se lo fossero. Quindi ecco, un primo aspetto è quello di iniziare a renderci conto che quello che crediamo di conoscere non lo conosciamo. E guarda che questo vale sia per gli insegnanti, perché io come posso educare a una corretta intercultura se ho un'idea così sbagliata della realtà? Ma devo allo stesso tempo sapere che anche i miei educandi, studenti, alunni, essendo dentro quest'acqua, anche loro percepiscono quest'idea sbagliata. E allora vedete che abbiamo delle categorie molto più belle, molto più complesse, sulle quali oggi non entro, ma la complessità della multiculturalità oggi ha dei nomi come super diversity, che è un concetto molto fortunato che mostra come non ci sia più una monodimensione della diversità che noi riduciamo di solito alla nazionalità, ma la diversità sta nella posizione sociale, nelle credenze, negli orientamenti sessuali, nelle religioni, cioè in tantissime dimensioni che non possono essere binarie monolitiche. Oppure il concetto di intersezionalità che ci spiega come queste diversità siano in realtà letteralmente stratificate anche all'interno delle nostre identità, per cui alla domanda ma tu a che cultura appartieni, metti in una tua etichetta culturale, noi ci accorgiamo che ne potremmo mettere tantissime. Io potrei mettere veneto, italiano, ciclista, professore, tifoso di quella squadra, vegetariano, potrei mettere tantissime cose, quindi la realtà è molto più complessa. Quindi questa prima parola, che è la complessità multiculturale, che cosa ci dice? Ci dice che un primo compito per fare intercultura è provare a guardare la diversità con occhi più obiettivi, non più buoni, più obiettivi, togliere di retorica l'intercultura e dire proviamo a guardare le cose più per quello che sono che per quello che crediamo siano. E questo, secondo me, è già un primo passo molto utile che va nella direzione interculturale. Quindi l'acqua in cui siamo immersi è proprio questa, la complessità multiculturale, non dicotomica, non così negativa come noi crediamo e molto più propensa all'educazione interculturale di quello che di solito crediamo anche in classe. Passando alla seconda
domanda, una delle parole chiavi che compaiono nel manifesto di questa bellissima iniziativa che è Educhiamoci, come ricordava anche lei, è proprio culture. Ebbene, il concetto di cultura è esattamente quello che ci serve per rapportarci e lavorare come insegnanti nell'ambito della diversità culturale. Quindi potrebbe essere qualcosa che, se uno fa un lavoro con gli oggetti senza le relazioni con le persone, potrebbe fare a meno di sapere, ma un insegnante non può essere sguarnito dal punto di vista della cassetta degli attrezzi della sua idea di cultura e di diversità e di identità culturale. Anche questa è una cosa molto curiosa, per cui provate a farlo anche voi che state ascoltando da casa. Se io vi chiedessi di dare una definizione di cultura, che cos'è la cultura? Provate a immaginare proprio di essere un vocabolario. La cultura è, io lo faccio sempre in classe, la cosa interessante è che gli studenti e le persone iniziano a dire, la cultura è un insieme che comprende la lingua, le religioni, le norme sociali, e poi qualcun altro inizia ad aggiungere ma anche le abitudini, le mode, le credenze, cioè si inizia a mettere dentro delle cose. E allora a quel punto io, che ormai queste lezioni le faccio da tanti anni e qualcosa ho imparato anche a memoria, faccio la bella figura di dire: forse state dicendo che la cultura può essere definita come quell'insieme complesso che comprende conoscenze, credenze, arte, morale, diritto e costume e qualsiasi altra abitudine o capacità acquisita dall'uomo in quanto membro di una società, che è una definizione in cui tutti si riconoscono e dicono: caspita, tu la sai bene, noi la sappiamo un po' più così a braccio, però è esattamente quello che voglio dire io. Benissimo. Sapete qual è il problema? Che questa definizione che vi ho riportato è una definizione di Edward Taylor ed è del 1871, di un saggio che si chiama Primitive Culture, che svela come in realtà l'approccio di questo autore sia di tipo evoluzionista, cioè di qualcosa che dal punto di vista della scienza oggi è assolutamente rifiutato, cioè le culture e la dimensione umana non evolve al pari di quella biologica, quindi non c'è un evoluzionismo sociale che oggi sia accettabile, non ci sono culture che sono rimaste a un livello primordiale e altre che sono avanzate, ci sono solo culture che si sono svolte diversamente in situazioni diverse. La cosa interessante è che noi pensiamo di educare alla complessità multiculturale con uno strumento che è del 1871. Non c'era neanche l'antropologia culturale, perché nasce negli anni 20 con Malinowski. Non c'era alcuna riflessione ed eravamo anzi in un ambiente culturale altamente inadatto, che era quello del secondo colonialismo. Cioè noi abbiamo un'idea di cultura semplicemente sbagliata. Perché è sbagliata questa idea, che sembra assolutamente ragionevole? Proviamo a pensarci un attimo. Perché questa idea di cultura immagina le culture come degli insiemi, e vi ho messo lì le immaginine che si usano alle elementari nella teoria degli insiemi. Cioè immagino che le culture siano un insieme omogeneo di cose. In una cultura c'è una certa lingua, in un'altra ce n'è un'altra, in un'altra c'è quella religione, nell'altra così. Cioè notate, il movimento mentale che noi facciamo per concettualizzare la cultura, il primo movimento è quello dell'insieme, del tener dentro, del confinare. Ebbene, se c'è una cosa che fanno le culture, lo ricordava anche lei prima in introduzione, le culture sconfinano. Le culture sono sistemi aperti, non insiemi chiusi. Quindi questo modo di pensarle è sbagliato e gli antropologi lo chiamano il rischio di oggettivazione, per cui noi pensiamo alle culture come se fossero degli insiemi chiusi e in quanto oggetti tendiamo a reificarli. Non ce ne rendiamo neanche conto, ma di fatto poi li trattiamo come se fossero delle cose. E infatti è comune ed è accettato dire che le culture si incontrano, o le culture si scontrano, o le culture si perdono, dando sostanzialità e realtà a queste cose. Mentre le culture non si incontrano, non si scontrano e non si perdono, perché sono le persone con diverse appartenenze culturali che si incontrano, o che litigano e che si scontrano. E sono alcune dimensioni culturali che si possono smarrire ed altre che si possono trovare. Ecco, questa impostazione è profondamente sbagliata e veramente poco utile, perché se così fosse il problema è mantenere l'insieme chiuso,
perché altrimenti io perdo questa cosa fondamentale che è la cultura. E quindi sono immagini, oltre che scientificamente sbagliatissime, dal punto di vista pedagogico disastrose, che non creano confronto e scambio. Per fortuna sono passati un po' di decenni dopo Taylor e l'antropologia culturale ha fatto passi da giganti, quindi io vi do un'altra idea di cultura che vorrei che gli insegnanti mettessero nella loro cassetta degli attrezzi, perché è quella che serve. Ed è un'idea di cultura affatto più complicata, ahimè, siamo in un paradigma della complessità, che è quella per esempio che ci propongono Clifford Geertz o Ulf Hannerz. Geertz parla di cultura come di un tessuto di significati. La cultura è la trama che le persone creano attraverso i nodi, cioè gli incontri dei significati sui quali convengono. È il tessuto di significati, la cultura, attraverso le quali le persone interpretano le proprie azioni. La diversità dei fili è un arricchimento che crea trame sempre diverse, e queste trame poi sono cangianti perché basta snodare i fili e riannodarli secondo un'altra forma. In questa idea di cultura, che è aperta, che è dinamica, la diversità dei fili non è un problema, perché la cultura è data dalla trama, non dal filo stesso, che concorre a fare questo sistema. E anzi, più colori ho, più trame posso disegnare. Non diversa è la definizione che dà Ulf Hannerz, che dice che la cultura è l'organizzazione della diversità. Lui usa una metafora estremamente semplice ma potente e dice, come ho cercato anche un po' di rappresentare nella slide, la cultura è pensabile come un fiume. La cultura è un fiume. Visto da lontano il fiume è fermo e il fiume è una riga nera sulla pianura, ma appena mi avvicino al fiume mi accorgo di una cosa, che scorre, altrimenti non è un fiume. Quindi le culture si muovono, solo da lontano ci sembrano ferme. Quando noi pensiamo alle culture tradizionali che sono sempre uguali a se stesse, è perché il nostro punto di vista è sbagliato. Se io penso alla cultura boliviana, penso che sia ferma, ma se vado lì mi accorgo che scorre. Se penso alla cultura dell'antica Roma, penso che sia tradizionale e ferma lì, ma se fossi lì vedrei che scorre. Quindi è solo... Basta anche un pochino dare uno sguardo alla storia. Basta dare uno sguardo, so che lei è un'esperta di storia antica, di archeologia. È proprio così. Quindi in realtà le culture scorrono e sembrano che siano fatte solo d'acqua. Poi però se uno si avvicina, nel fiume non c'è solo l'acqua, ci sono i pesci. Ci sono pesci grandi, pesci piccoli, ci sono piante, ci sono microrganismi. Cioè cos'è che dice Hannerz? Più mi avvicino al fiume, immaginando anche di entrarci con un microscopio elettronico, più elementi trovo nel mio elenco. E poniamo pure il caso che a un certo punto io faccio un elenco lunghissimo degli elementi, per definizione dopo un secondo quell'elenco non varrebbe più, perché nel frattempo il fiume è scorso e quella porzione che ho indagato in qualche modo qualcosa si è perso, qualcosa è arrivato. Allora, bellissima quest'idea che la cultura non è, come nella nostra idea ingenua, fatta di alcuni elementi, ma la cultura è fatta di diversità, come tutte le culture. Ciò che rende riconoscibile la cultura è il modo di tenere assieme questa diversità. È il modo di organizzare la diversità che dà significati diversi, per cui possiamo parlare di una cultura del cibo italiano, certamente, se guardiamo è fatta di tantissimi elementi che provengono da altre culture e ciò che la identifica è il modo di tenerla assieme, che è concordato, che è negoziato, che è dinamico. Quello che è oggi la cucina italiana non lo era ieri e non lo sarà domani, perché scorre come un fiume. Questa è l'idea che noi dovremmo iniziare ad avere di cultura. Quindi la cultura che si contamina. La cultura che per definizione si contamina, che è fatta di diversità e che ha bisogno di diversità e non che teme la diversità perché in questo modo si contamina e si perde. È esattamente il contrario. Questo ci dice la realtà e questo è quello a cui noi dovremmo educare, mentre noi stiamo educando al contrario, involontariamente, a mantenere le separazioni culturali, cosa che tendenzialmente ci rende rigidi e ci rende poco umani. Perché, concludendo questa parte e volendo dare, so che ho parlato di robe un po' difficili, tessuto di significati, trama di interpretazioni, ma guardate, se noi riuscissimo a passare dall'idea che la cultura è un insieme di a quella che la cultura è un processo, noi avremmo già fatto bingo.
Perché la cultura è un processo estremamente aperto dinamico. Lo si diceva in tutto questo festival, no? Noi, chiaro, siamo in una società maschilista e dobbiamo accettarlo fatalisticamente o dobbiamo cambiare il corso di questo sviluppo perverso che ha avuto la nostra cultura? Lo dobbiamo fare, non è semplice, ma lo possiamo fare perché le culture tendono a cambiare. Perché oltre ad essere aperti sono anche relazionali e situate, cioè avvengono attraverso le relazioni. Cari insegnanti, voi non potete far niente per cambiare la cultura islamica o la cultura cristiana, posto che dal mio punto di vista queste due sono astrazioni del tutto arbitrarie. Ma voi siete abbastanza piccoli per poter intervenire nella vita di Mohammed, che ha una cultura religiosa islamica, e di Alberto, che è una cultura cristiana. Questo lo potete cambiare e cambiando loro, questi nodi, cambiate la trama culturale. Ognuno deve fare il suo pezzo. Perché in una parola, e concludo questa seconda parola, la cultura è un processo educabile e non dobbiamo aver paura di cambiare le culture. Perché se è un processo, la domanda pedagogica è verso dove vogliamo far scorrere questa cultura contemporanea? Perché non è tanto che sta scorrendo nella direzione giusta con i nuovi nazionalismi, le culture, i pregiudizi. Dovremmo farla scorrere, come sempre si fa in educazione, sulle aree di sviluppo, sui potenziali positivi e non su quelli difettivi. Se vogliamo passare alla terza parola, e stare anche un po' più veloci su questa, la terza parola era un po' stramba, un po' provocatoria, perché è la parola italiani. Oddio, in un corso in una lezione di pedagogia interculturale cosa ci fermiamo agli italiani, che sembra una cosa un po' nazionalista. Ci arrivo subito. Intanto diamo uno sguardo a questa altra realtà. Sono 1 milione circa, però il dato è di effetto se lo mettiamo così, è 1 milione i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze stranieri in Italia. Cosa vuol dire stranieri? Che non hanno la cittadinanza italiana e che quindi noi etichettiamo, classifichiamo nelle nostre anagrafi come stranieri. Sono il 20% della popolazione straniera e se consideriamo anche quelli naturalizzati sono ancora di più, 1.316.000. Sono stranieri, ma quanto stranieri sono? Ebbene, consideriamo che il 75% di questi bambini è nato in Italia. Hanno frequentato i nostri nidi d'infanzia, guardano la stessa televisione, guardano i loro compagni, sono andati a mini basket, vanno a casa di Filippo, tifano la stessa squadra di calcio, cioè quanto stranieri sono? Certo, lo sono in parte perché magari a casa parlano ancora la lingua della loro famiglia, però quanto stranieri sono? Ecco, questo è un tema secondo me estremamente rilevante, perché l'altra parola che io vorrei cambiare è quella di seconde generazioni. Questi tecnicamente dal punto di vista sociologico sono le seconde generazioni, cioè quelle generazioni che non hanno compiuto il gesto migratorio, perché lo hanno compiuto i rispettivi genitori, e quindi tecnicamente non sono migrate, anche se noi ogni tanto sbagliamo, li chiamiamo addirittura bambini immigrati, e invece non hanno mai migrato, spesso l'Italia è l'unico paese che hanno visto. E allora li chiamiamo seconde generazioni, o peggio ancora G2, che sembrano termini neutri e invece sono quelli che Shklovsky direbbe imballi. Noi li imballiamo, gli diamo un posto, ci facciamo un'idea e non li vediamo più. Dobbiamo cambiare letteralmente il linguaggio. Sono i ragazzi e le ragazze che a 18 anni potranno chiedere la cittadinanza e che inizieranno a lavorare nelle nostre fabbriche, saranno i prossimi insegnanti, scriveranno i nostri prossimi libri, saranno i nuovi politici, eccetera, eccetera. In una parola, sono gli italiani di domani. Allora, la proposta che da più parti viene fatta è quella di cambiare anche tra di noi addetti al settore la semplicistica locuzione seconde generazioni e chiamarli nuovi italiani. Quindi la chiave della parola italiani è nuovi. Questi sono i nuovi italiani e noi abbiamo il compito di educare i cittadini di domani e i ragazzi e le ragazze di oggi. Quindi non è una gentilezza che facciamo nell'avere in classe questi bambini, ma è esattamente il nostro compito in quanto insegnanti.
Lasciatemi fare 2 considerazioni pedagogiche su questo discorso. La prima è questa. Voi sapete che noi siamo in un sistema giuridico che predilige il cosiddetto ius sanguinis sul ius soli. Cosa vuol dire? Che la cittadinanza, che è quel riconoscimento che vuol dire è il modo nel quale lo Stato riconosce la tua identità culturale, la cittadinanza viene data non in base alla cultura che tu esprimi o nella quale cresci, che come abbiamo visto nella parola precedente è quella che forma il nostro modo di pensare e di vedere, è quella che noi possiamo intervenire e cambiare, ma concede la cittadinanza sulla base genetica, cioè del sangue, cioè dell'origine dei tuoi genitori. È una cosa assurda e anacronistica pensare che gli elementi culturali che abbiamo visto e che tutti consideriamo, che sono i valori, che sono le visioni, che sono l'etica, che è la giustizia, eccetera, possa avere una trasmissione biologica. È chiaro che è qualcosa che impariamo nel rapporto con gli altri. E allora perché pensare alla cittadinanza come un fatto biologico? Anche questa è una delle cose che a noi sembra normale. E non è affatto normale, è profondamente illogica. La seconda considerazione che vorrei fare è questa. So che è un tema scottante dal punto di vista politico e non ci voglio entrare, che è il problema del dare la cittadinanza agli stranieri, ai bambini stranieri. Se nascono in Italia o dopo un po' che sono in Italia, si parla di ius scholae, che abbiano almeno scolarizzato l'Italia bene. Nel nostro paese la cosa è sempre ferma lì, ogni volta che viene posta non si va avanti, perché evidentemente trova delle resistenze che non hanno a che fare con la realtà, ma che hanno a che fare con la nostra cattiva idea della realtà, e ci spaventa l'idea di dare cittadinanza a queste persone perché siamo insicuri e abbiamo bisogno di trovare delle cose che ci fanno sentire più sicuri. Quindi, senza rendercene conto, c'è qualcuno che ci dice: guardate che tu sei insicuro e se fai questa roba diventi ancora più insicuro. Invece l'insicurezza è determinata dalla società globale, non è determinata dalla presenza di stranieri, che anzi molto spesso finiscono ad essere il capro espiatorio di questo procedimento. Non a caso, una delle parole più frequentemente associate all'immigrazione è la sicurezza. E noi ce la beviamo come un problema di sicurezza. Questa cosa dipende soltanto dal fatto che siamo in una società insicura e siamo incerti e quindi abbiamo bisogno di una risposta semplice per risolvere questo problema. E non funziona affatto così. La cosa che io dico però come pedagogista e che diciamo tutti come pedagogisti e che il gruppo della Società Italiana di Pedagogia di Intercultura, che raccoglie tutti i docenti universitari di pedagogia interculturale, ha scritto, ha detto e ripete, che la scelta di non dare la cittadinanza a questi bambini è un disastro educativo, perché noi ci depotenziamo completamente, noi adulti, perché da una parte non gli diciamo: ragazzi, voi dovete essere come noi, dovete imparare questi valori, dovete fare così, dovete abituarti, dovete rispettare. Cioè, con una mano gli chiediamo di venire dentro e con l'altra gli diciamo di star fuori. Tu sei diverso. E l'etichetta straniero non è neutra, non è come dire bianco o giallo, cioè è un'etichetta marcante. La cosa inquietante che ci raccontano questi ragazzi è che loro invece crescono pensando di essere italiani, sentendosi come gli altri. E a un certo punto, ognuno nella sua biografia lo ricorda, c'è un episodio che può essere una battutaccia che gli fa un compagno o un piccolo gesto di bullismo, può essere la preside che ti dice che non puoi partecipare alla gita perché non hai la cittadinanza, può essere un discorso che ti fanno i tuoi genitori, ma a un certo punto tu scopri di non essere italiano. Come può questa cosa facilitare l'integrazione? È una cosa che la ostacola, perché questi ragazzi chiediamo lo sforzo di sentirsi come noi, ma gli diciamo che non lo sono. E non sorprendiamoci se questo favorisce risposte reattive e oppositive anche di tipo deviante. Quindi è una cosa che dal punto di vista educativo è francamente un disastro. Cambiamo lo sguardo, anche noi, non pensiamoli come seconde generazioni, ma come nuovi italiani. Proviamo a trattarli così. E magari anche a fare massa critica per cambiare le leggi, ma intanto a farli sentire veramente come italiani. Questa è la seconda parola. Passerei alla terza, dicendo all'uditorio di non preoccuparsi perché sono sempre più veloci. La terza, siamo già alla quarta, allora sto andando veramente veloce. La
quarta parola è equità. Equità. Equità non vuol dire uguaglianza. Proviamo a ragionare brevemente su questi concetti anche con questa famosa e efficacissima vignetta. L'eguaglianza è dare a tutti lo stesso. L'equità è dare a tutti quello di cui hanno bisogno. E sono due cose completamente diverse. Come si vede dall'immagine, se io do uno sgabello uguale a tutti di altezze diverse, non faccio altro che mantenere le differenze che preesistono. L'equità invece consiste nel dare ciò di cui le persone hanno bisogno per essere uguali, che è una cosa completamente diversa. Fra l'altro vi ricordo che è un nostro dettame costituzionale, rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione alla scuola, alla cittadinanza, quindi è un nostro dettame costituzionale. Fermiamoci pure sull'equità, perché poi ci sarebbe un passo ulteriore che è quello della giustizia, perché la giustizia sarebbe proprio togliere quello steccato, cioè consentire a tutti di vedere la partita nelle differenze in cui sono, quindi senza che la differenza costituisca un problema. Ma questo è una cosa a cui dobbiamo tendere. Ecco, qui noi dobbiamo riflettere come insegnanti. Intanto dobbiamo assolutamente ricordarci sempre, e devo dire Stefania che io ho questo piccolo vezzo, ma che credo che sia formativo, cioè nei miei programmi di studio metto sempre, perché gli studenti purtroppo li devono studiare i libri che gli do, oltre ai manuali gli do sempre qualcosa che non è apparentemente legato all'insegnamento, ma che so che gli servirà nella vita. E uno dei libri che metto più spesso è Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani, che è del 69 ed è un meraviglioso manuale di pedagogia interculturale, anche se gli stranieri non c'erano e non ne parla. Però Don Lorenzo Milani, attraverso la voce dei ragazzi della scuola di Barbiana, ci dà delle indicazioni pedagogiche straordinarie. Cito due concetti che sono scritti in quel libro. Proprio nell'incipit del libro c'è scritto: è un fatto che i ragazzi nascono tutti uguali e poi non lo sono più. A noi piacerebbe pensare che tutti i ragazzi sono uguali, hanno la stessa intelligenza, hanno avuto le stesse potenzialità, hanno la stessa sensibilità, ma non è così. I ragazzi sono diversi. E non è che perché uno ha una difficoltà a un momento l'avrà per sempre. Questa è una visione binaria, c'è una complessità evolutiva per cui i ragazzi tendono a cambiare e noi dovremmo assecondare in positivo questi cambiamenti anziché etichettarli. Però è un fatto che i ragazzi sono diversi. E in un altro passo molto famoso di quel libro si dice una frase che bisognerebbe scolpire veramente nella testiera dei letti di ogni educatore, insegnante e pedagogista, e dice: non c'è niente di più iniquo che fare parti uguali tra diversi. Perché se io do a tutti la stessa cosa, sapendo che i ragazzi non sono tutti uguali e che arrivano da diversità, io non faccio altro che mantenere le differenze, cioè perpetrare l'ingiustizia. Guardate che questo è qualcosa che ci riguarda. Faccio due esempi per smuoverci un pochino su questo concetto. I compiti a casa. Noi siamo in una classe e diciamo: i compiti a casa fanno bene, e diamo a tutti i ragazzi gli stessi compiti a casa. Certo, questo è equo? No, questo significa trattare tutti ugualmente ed è iniquo. Perché ci sarà Filippo, nel testo di Don Milani, lo studente tipico fortunato si chiamava Pierino, ok? Ci sarà Filippo che a casa ha una famiglia che lo accoglie, che gli ha predisposto un ambiente di studio dentro la sua cameretta, che non deve condividere con il suo fratello più grande, ma che ha una casa, ha un agio abbastanza grande per avere i propri spazi, avrà una mamma accuditiva che gli darà una mano, un papà che si interessa realmente della scuola e che gli chiede, sarà stato sempre abituato a leggere perché è pieno di libri e avrà tutta una serie di cose che faciliteranno enormemente lo svolgimento di quei compiti. Se c'è una difficoltà, magari mamma o papà ti danno pure una mano. E poi ci sarà un altro ragazzino o un'altra ragazzina che invece a casa, magari di origine straniera, a casa condivide la camera con altri due fratelli, non può stare da sola a casa e va sul luogo del lavoro della mamma, nel bar o nel posto dove la mamma o il papà lavorano, e deve rimanere lì con loro e deve fare lì i compiti. Non può chiedere a loro nessun tipo di aiuto perché non la sanno aiutare e fa molta più fatica dell'altro e avrà un rendimento decisamente minore. Allora,
Cosa vuol dire trattare tutti in maniera equa? Forse anche per noi insegnanti significa evitare le scorciatoie, che anche qui sono figlie di un pensiero binario, dove trattare tutti con etica significa dare a tutti lo stesso. Noi, se crediamo nei dettati costituzionali e nel valore dell'educazione, sappiamo che dobbiamo dare di più a chi ha più bisogno. È chiaro che l'educazione interculturale passa anche attraverso questo. Dico un'altra cosa scomoda per gli insegnanti, non per puntare il dito, sono anch'io un insegnante, quindi è una cosa che rivolgo anche a me. C'è una bella differenza che mi sembra simile a quella che c'è tra uguaglianza e equità, tra verifica e valutazione. Noi ogni tanto ci trinceriamo dietro il fatto che le prove e gli esami che facciamo ai nostri studenti devono essere valutati obiettivamente. Quindi io cos'è che faccio? Guardo il numero di errori, a un numero di errori corrisponde un voto. Questo è un ragionamento binario, semplicistico, che trascura il fatto che i ragazzi sono diversi. Perché se Federico ha sempre fatto 10 errori e quel giorno ne fa 3, questo è un risultato straordinario che andrebbe premiato, anziché svalutato magari in un voto negativo. A differenza di un altro ragazzetto che invece per altri motivi sta mollando, potrebbe essere molto di più e inizia ad andare indietro. Ecco, e figuratevi per i ragazzi stranieri questo vuol dire. Vuol dire passare da un concetto di misurazione, che è quello della verifica, a un concetto di valutazione, che è quello di esprimere un giudizio di valore, dove io considero il percorso che ha fatto la persona, la sua storia, considero l'effetto che ha un premio dal punto di vista anche di un voto in termini di motivazione e di autostima. E invece noi come insegnanti siamo spaventati da questo, perché abbiamo paura che questo crei ingiustizia, che gli altri si appellano sul fatto che non sia giusto. E non abbiamo il coraggio di capire che questa obiezione è sbagliata e che dobbiamo educare loro a un concetto diverso di giustizia che passa attraverso quello di equità. Una valutazione sostanzialmente formativa. Una valutazione formativa che è più difficile, che è più sfidante, che espone di più il docente alle critiche. Sappiamo anche dei genitori, lei è insegnante, sa di che cosa parlo. Ma il nostro lavoro, quello degli insegnanti, non è un lavoro contabile, è un lavoro di frontiera, è un lavoro coraggioso, è un lavoro che vuole cambiare le culture e non perpetrarle e mantenerle. Quindi, quando noi sentiamo citare Don Milani, ci diciamo d'accordo, ma non pensiamo mai a quello che vuol dire anche per il nostro lavoro e la nostra vita. E invece è un passo che dovremmo fare. Questo è il concetto, secondo me, di equità ed è un concetto di giustizia, che parla anche di giustizia sociale. Per cui, ecco, cambiare la cultura significa anche riconoscere che non siamo tutti uguali, che potremmo esserlo, che dovremmo esserlo e che ci auguriamo di essere messi tutti un po' alla volta nelle pari condizioni, ma nella complessità della realtà multiculturale contemporanea noi sappiamo che la dispersione scolastica è maggiore tra gli stranieri, il tipo di indirizzo marcatamente più professionalizzante è destinato a quello degli stranieri, l'occupazione poi si riverbera in occupazioni più pericolose, meno pagate e di più basso profilo. Il tasso di povertà tra le famiglie straniere è quasi 4 volte quello degli italiani. Ecco, non facciamo finta di non vedere queste cose, affrontiamole e come insegnanti cerchiamo di cambiare il mondo. In che modo? Cambiando le possibilità di accesso alle risorse di successo di questi ragazzi, dandogli di più, non di meno, come ogni tanto pensiamo. E sostanzialmente nelle classi però sono in qualche modo tutelati anche da un piano didattico personalizzato, no? Perché neoarrivati in Italia, quindi misure dispensative o compensative. Quindi da questo punto di vista la scuola si attiva almeno. La scuola, no, ma io non sto sparando a zero sulla scuola, dico quello che potremmo migliorare. Fra l'altro diciamoci pure che il nostro sistema scolastico, soprattutto nei principi e nei dispositivi, è tra i migliori al mondo. Per cui parliamo certamente di neoarrivati che hanno col protocollo d'accoglienza tutta una serie di misure di supporto, ma ricordiamoci anche che il 75% non sono neoarrivati, sono soltanto ragazzi che hanno un background migratorio e che questo, se non lo valorizziamo, non li aiutiamo, non li sosteniamo, comunque lo pagano in termini di iniquità con la quale sono partiti, che noi tendiamo a replicare.
E anche su questo, Stefania, dovremmo veramente fare un bel ragionamento, no? Come insegnanti. Da una parte gli strumenti di tutela è giusto che esistano e guai se non esistono, quindi certificazione, dispositivi eccetera, però non ci sono solo quelli. L'insegnante ha anche l'occhio per vedere la difficoltà, la fatica, cioè non è che dobbiamo attivarci solo per le persone che hanno il pezzo di carta che ce lo dice. Siamo esseri umani, siamo insegnanti, il rapporto deve essere quello, la mia intelligenza, la mia creatività deve essere quella di cogliere il problema anche quando non è manifesto, il bisogno proprio quando non è manifesto, certificato. quando non è certificato. Quello certificato certo che lo dobbiamo prendere, e gli altri? Quindi ecco, è una visione un po' più. Questo è molto interessante, professore, perché effettivamente a discrezione, no? Questo agire a discrezione. E invece bisognerebbe essere lungimiranti e capire i reali bisogni, usare anche una propria bilancia. Brava, usare una propria bilancia, ecco, uscire da un'impostazione burocratica in cui ci hanno messo, perché è chiaro che si è fatto molto terrorismo psicologico sugli insegnanti, e invece l'insegnante è un ingranaggio della società che veramente può far leva per modificare tantissimo, perché nella scuola ci passiamo tutti. E quindi servono veramente insegnanti coscienziosi, coraggiosi, e noi come istituzione, come apparati, li dobbiamo assolutamente supportare. E quindi ai docenti lei continuerà ovviamente alle slide, però volevo invitarvi a scrivere un messaggio, così poi li leggeremo insieme, e anche per confrontarci, per dialogare. Il tema è molto attuale, nelle classi abbiamo tanti studenti che provengono da paesi differenti, con culture diverse, e in qualche modo portare avanti una didattica in una classe dove si interfacciano ragazzi di varie etnie non è semplicissimo, soprattutto quando poi la loro lingua ancora non è ben praticata. Certamente. È come se in qualche modo si rallentasse, no, il lavoro, e questo spaventa molto un po' i docenti. Bravissima. Questo spaventa molto perché abbiamo un'idea sbagliata della scuola performativa o iperperformativa. E non è colpa nostra, è perché siamo in una società iperperformativa, siamo in una società dove il valore è quello di correre, di arrivare prima. Questo è molto poco umano. E se ci pensiamo, più che tanti apprendimenti, a noi ci interessa che alcuni apprendimenti siano profondi, e cioè radicati e recuperabili. Veramente ci interessa come insegnanti che di fronte a 20 verifiche questi ragazzi sappiano darci 20 contenuti diversi che poi dimenticano immediatamente? Oppure ci interessa di più stare su alcuni concetti che poi questi ragazzi avranno per tutta la vita? Guardate che mi viene in mente un pedagogista che si chiama Piero Bertolini, che è uno dei più grandi pedagogisti italiani. Nel 96 scrive un libro che è il dizionario dell'educazione di pedagogia, che funziona proprio come un dizionario, e lui scrive la parola educazione. Nella sua definizione di educazione dice è un processo di formazione della persona, e fra l'altro aggiunge dei suoi aspetti cognitivi, fisici e spirituali, cioè stiamo parlando di un pedagogista laico, quindi di un pedagogista poco vicino alle posizioni cattoliche di quegli anni, ma che riconosce la multidimensionalità della persona. Ebbene dice che è un processo di formazione della persona, e usa queste due parole straordinarie, lento ma autentico, che sono due parole che si legano, perché io non posso avere autenticità nella velocità. Io posso avere autenticità se sulle cose sto, mi fermo, le sedimento, ci entro. Oggi la scuola ha paura di questo, perché dobbiamo seguire il programma, perché dobbiamo accontentare i genitori che pensano che il bene sia quello di correre. In realtà questa è una trappola invisibile, è una cornice che noi non riusciamo a vedere, nella quale siamo immersi. Prima ho citato Zygmunt Bauman parlando della società dell'incertezza. C'è un'altra espressione meravigliosa che usa questo autore, molto prolifico, ha scritto tantissime cose, alcune più brillanti di altre, tutti lo ricordiamo per la società liquida, però a un certo punto questo autore usa questa espressione: noi siamo pattinatori sul ghiaccio sottile. Che è bellissima, che è bellissima. Cioè cos'è che dice?
Noi siamo costretti a correre, perché appena ci fermiamo cadiamo. E quindi passiamo da un'esperienza all'altra, da una moda all'altra, da una convinzione all'altra, senza mai fermarci. Non è questa educazione. Questo è attraversare la vita, non è viverla. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a perdere tempo. Jean-Jacques Rousseau, altro pedagogista, stracitato, ma diceva questa bella formula: per guadagnare tempo in educazione dobbiamo perdere tempo. Cioè, se io voglio che le cose vengano imparate, ci devo stare. Ecco, su questa cosa ha proprio ragione, che gli insegnanti sono vittima di un sistema di cui noi dovremmo contribuire a scardinare. Possiamo citare anche Morin, meglio una testa ben fatta di una testa piena. Bravissima, possiamo citare Edgar Morin. Noi non ci interessa una testa piena, ma una testa ben fatta. Dico una cosa che da italiano ogni tanto è bello anche ricordare. Edgar Morin, in realtà, senza farlo mai esplicitamente, cita Aristide Gabelli, che quindi siamo a fine Ottocento in Italia, che diceva esattamente quelle parole. Quindi è qualcosa di radicato nella pedagogia, in chi ha un autentico pensiero pedagogico come Morin, come Gabelli, che è quello dei programmi del 1888, che diceva proprio non una testa piena, ma una testa ben fatta. È questo che ci dovrebbe interessare. Ci dovrebbe interessare, altra cosa che diceva e che penso che tutti i colleghi insegnanti che sono a scuola e che sono collegati si sono sentiti dire 1000 volte, no? Che gli stranieri rallentano, che gli stranieri o i bambini con disabilità rallentano. Ma proviamo a chiederci, a cosa serve la scuola? A riempire di programmi che poi si dimenticano dopo un minuto, o può essere un laboratorio nel quale noi impariamo a stare al mondo? Cioè in una società complessa dove c'è il bambino disabile, dove c'è lo straniero, cioè a cosa ci interessa? Perché come società non chiediamo una scuola che non solo insegni i contenuti, ma che insegni a stare al mondo? Perché è l'unica vera occasione strutturata che noi abbiamo. Chiamiamo Dewey, chiamiamo veramente, è Dewey, quindi scuola e democrazia. Educhiamo alla democrazia, che oggi vuol dire educare alla complessità. Veramente è lontana da me l'idea edulcorata e buonista che tutta la diversità sia facile. La convivenza multiculturale è una faccenda complessa. Ci sono scontri, incomprensioni, ne parlavamo prima chiacchierando io e lei prima dell'inizio del collegamento. Ci sono ragazzi stranieri che portano problemi, non diciamoci di no, ci sono ragazzi stranieri che sbagliano e ci sono italiani che sbagliano. Questo non ci deve far etichettare le cose, non ci deve spaventare, ma ci deve far rimboccare le maniche. Ecco, la realtà multiculturale è spigolosa. Ci fa disperare. A volte ci fa disperare, ma io lo dico sempre, io ho la fortuna dal 2011, quindi ormai sono un po' di anni, di insegnare al primo anno di Scienze della Formazione Primaria a Padova. Quindi arrivano ogni anno, e ormai è un bel po' di anni, 250 matricole, perché i numeri sono contingentati dal Ministero, quindi si formano ragazzi in base a quello che è il fabbisogno di insegnanti che andranno in pensione. Io ho in classe 250 ragazzi al primo anno del primo semestre ogni anno. E io gli dico sempre, un po' provocatoriamente, ma è qua anche per tirarci un po' su tra di noi: ragazzi, se volevate fare un lavoro facile, guardate che ingegneria è lì, guardate che medicina è lì, guardate che chimica è lì. Provocatoriamente, per dire che educare è disperante, è difficile, tu puoi fare le migliori cose possibili e non è detto che i risultati arrivino. Serve tantissima intelligenza, perseveranza, fiducia e capacità di lettura, perché hai a che fare con la complessità e la libertà di un altro individuo. Se volevi fare un lavoro semplice, veramente era meglio se facevi qualcos'altro. E arrivo alla quinta parola, perché così poi magari chiacchieriamo anche su altro, quindi la quarta, e poi vi farò un riassuntino, è quella dell'equità. La quinta parola è quella sulla quale io sento di non dover dire un granché, che è intercultura. La grafica è venuta un po' male nella conversione da un file all'altro, immaginatela tutta attaccata, c'è un domino
che la schiaccia giù, perché se noi abbiamo visto quello che c'è come prima... suddivisione in lettere qui c'è un erroraccio. Intercultura, mamma mia che brutto. Sì, no, ma è semplicemente il carattere grande che poi evidentemente è andato a capo da solo. Perché ho usato un font sbagliato, tipico di me che con la tecnologia non è che sia sta cima fantastica. Ad ogni modo, che cos'è l'intercultura? A questo punto l'intercultura non è niente di speciale, non è assolutamente di speciale, è l'unico modo che noi abbiamo per educare bene in una società complessa e multiculturale. Questa è l'intercultura. E non è qualcosa che noi dobbiamo fare perché siamo buoni, non è qualcosa che dobbiamo fare di impossibile, ma la dobbiamo fare perché siamo giusti, che è una cosa molto diversa fare qualcosa perché siamo buoni, perché sentiamo che l'altro gli stiamo dando qualcosa in più, e fare qualcosa che stiamo facendo perché siamo giusti e perché è un suo diritto quello di ricevere un'equa istruzione. E non è, oltre a questo, non è qualcosa di impossibile, perché se è vero che la cultura, l'identità sono processuali, sono aperte, sono dinamiche, sono relazionali, sono educabili, all'intercultura, alla convivenza, noi possiamo e dobbiamo educare. È un po' cercare di fare quello che fa sempre un educatore a qualsiasi livello, anche un genitore. È quello di avere una persona libera che ha le sue difficoltà, le sue propensioni e le sue resistenze. E educare significa favorire le disposizioni, cioè le potenzialità, in modo che diventino identità e che prevalgano sulle resistenze. Com'è che faccio ad educare un bambino a una progressiva autonomia? Lavorando sui suoi spazi di autonomia. Questo ridurrà la dipendenza. Come faccio alla responsabilità? Favorendo processi responsabili. Questo genera cambiamento. La pedagogia, diceva Lucio Demetrio, è una scienza metabletica, cioè punta al cambiamento. Parte da A e arriva a B. Noi quel cambiamento lo chiamiamo apprendimento, insegnamento, crescita, autonomia, ma sono tutte forme di cambiamento che non generiamo noi dal nulla, ma che ritroviamo nella persona che, se adeguatamente sostenuta, riesce ad agirli e a esprimerli. E volevo concludere questa parola che ho detto in maniera un po' altisonante con un'immagine banalissima, anche verso l'ora di aperitivo verso la quale stiamo andando, che è questa. Ecco, questa secondo me è una bellissima immagine di come passare dalla multicultura all'intercultura. L'intercultura non è niente di particolare, non è che ha bisogno di aggiunte cose, ma è un certo modo di tenere assieme cose che già ci sono, di mettere in relazione in modo che l'esito sia largamente migliore del punto di partenza. Ha a che fare con l'umano, ha a che fare con la nostra creatività, ha a che fare con le possibilità educative. Ecco, quindi concludendo, quali sono le 5 chiavi per le 5 parole che ho inteso oggi condividere? La prima era la complessità, ma guardandola anche per la multicultura, cioè non diciamo che la mia vita è diventata complicata, il mio lavoro è diventato complicato, ma per gli stranieri è tutto uguale, sono tutti uguali, è tutto diverso, è tutto chiaro, sono troppi, delinquono troppo, è molto più complesso. Aprire uno sguardo di complessità sulla multiculturalità. La seconda parola, che era cultura, pensarla in ottica processuale. Non cultura come oggetto, non cultura come cosa, ma cultura come fiume, come processo aperto, dinamico, relazionale, situato e cioè educabile. Non ci sono italiani e stranieri, ma ci sono dei nuovi italiani. E questa è una parola, è un approccio, una propensione che ci rende decisamente più inclusivi e integrativi. Proviamo a pensare così per agire così. Perché guardate, il punto è, ho insistito sulle parole non perché io sia un linguista, né perché sia particolarmente affezionato alla forma, anzi, sono abbastanza spesso fuori le righe, ma perché credo che il linguaggio che noi usiamo incide profondamente sul nostro pensiero, lo plasma. Non è vero che solo
quello che pensiamo diventa parola, anche le parole che usiamo si fanno pensiero e noi agiamo sulla base di quello che pensiamo. Quindi se riusciamo a parlare bene e a descrivere bene la realtà con delle parole anche nuove, anche diverse, noi agiamo diversamente, perché vediamo diversamente quella realtà lì. Quindi Nuovi Italiani non è una fissa, è un atteggiamento che io inviterei a tenere. E poi si parlava di equità, ma nel senso di giustizia, lontano dall'uguaglianza. O meglio, arriviamoci all'uguaglianza. Magari arrivare all'uguaglianza se le iniquità sono abbattute. Quindi non partire dall'uguaglianza presupponendola laddove non c'è, riconoscere le diversità, riconoscere i bisogni diversi, agire di conseguenza, cioè in termini proporzionati, e quindi creare e generare giustizia. Quindi l'equità non come uguaglianza, ma come forma di giustizia e di intervento sulla realtà. E poi certo, un'intercultura che dovrebbe smettere di essere predicata o relegata in alcune occasioni folcloristiche o autocelebrative, ma diventare il nostro modo di educare. Perché quando io educo le persone a guardare la realtà in maniera complessa, sto facendo intercultura. Quando io educo le persone a scoprire che possono cambiare come idee, come atteggiamenti, sto facendo intercultura. Quando io uso nuove parole per guardare l'altro e anziché straniero lo chiamo italiano o nuovo italiano, sto educando l'intercultura. Quando io intervengo sulle ingiustizie e penso a come poter essere più equo con tutti, sto facendo intercultura. Queste sono le 5 parole che volevo proporvi. Come conclusione volevo tornare sul concetto del titolo, perché a proposito di parole, e le parole, ripeto, sono delicate e sono fondamentali, sono uno strumento che noi abbiamo per leggere il mondo, e Don Milani, per esempio, visto che l'abbiamo citato, insisteva proprio su questo, perché dare parole ai ragazzi significa dargli la possibilità di agire sul mondo, che è la stessa cosa che diceva Paulo Freire dall'altra parte del mondo, 2 educatori straordinari che non si sono mai incontrati, ma che hanno toccato una parte profonda della realtà dicendo queste cose. Dare la parola agli ultimi, in particolare a chi è fragile, significa dargli la possibilità di prendere in mano la propria vita e di agire e di cambiare le cose. A proposito di parole, dicevo, nel titolo ce n'è una scomoda e una che ho usato con un po' di difficoltà, perché il titolo di questo intervento era Decostruire la normalità. Cos'è normale? Chi è che definisce cos'è normale? È una parola molto pericolosa e molto ambigua, no? Bertolt Brecht, pensando alle ingiustizie del suo tempo, diceva: di nulla sia detto è normale. Perché quando io dico che qualcosa è normale, arbitrariamente stabilisco che quel concetto, quella cosa sta in una soglia e il resto ci sta fuori. Però io ho voluto usare proprio questa parola in termini provocatori. Quello che non è normale è che noi non riusciamo a leggere la realtà e continuiamo ad averne un'idea così sbagliata. E non conosciamo, non vediamo la realtà multiculturale, ma la riconosciamo e teniamo delle idee ideologiche o semplicemente di pancia, senza avere la profondità di entrare. Questo ci sembra normale, ma non è normale. Quello che oggi è normale è fare intercultura per proclami, e questo deve diventare qualcosa che ci sembra anormale e strano. Quello che invece dovrebbe diventare normale è la diversità. Cioè, noi dovremmo educare in modo che la diversità diventi una componente normale della nostra vita, dei nostri incontri, del nostro procedere. Per riuscire a far questo, per riuscire a far sì che la normalità, che la diversità diventi normale, i nostri sguardi, perché siamo partiti dallo sguardo, la nostra intelligenza, il nostro impegno, il nostro coraggio devono essere speciali. Questo è l'invito che faccio agli insegnanti per promuovere più giustizia e più equità. Davvero uno straordinario intervento, professore. Io ho preso appunti, non so se ha notato, ho fatto la discente, perché sulla base di queste tappe
tappe, di queste parole che ci ha fornito, dobbiamo poi ricostruirla questa trama, no? Dobbiamo raccogliere il significato di queste parole, farle nostre, affinché poi riusciamo ad applicare in azioni quotidiane quello che in ogni classe è necessario fare. Quindi io ho tradotto in questo modo i suoi concetti. 1, vedere le cose per come sono. 2, non teniamo gli insiemi chiusi. Quindi facciamo incontrare le persone, le menti, i pensieri. 3, quindi vanno insieme queste due in realtà. La cultura quindi è un processo educabile che scorre ed è un potenziale di sviluppo. Poi abbiamo detto la cultura di significati. Pertanto questo tessuto fatto di trame che si aprono e che diventa una struttura dinamica, come ha detto lei, più colori che possono disegnare opere nuove. Quindi siamo tutti italiani, diciamo così, i nuovi italiani. I nuovi italiani, e per un piano siamo tutti cittadini del mondo, siamo tutti cittadini di questo pianeta, e la cittadinanza è qualcosa che dovremmo riguadagnare dal punto di vista della dignità dell'uomo e dal punto di vista del valore educativo. Indubbiamente, come collega, perché è un insegnante anche lei, non alla sua altezza. Come lo sono anch'io, condivido tutte le cose che sono state dette, che come hai riassunto molto bene, certo sapendo che non è semplice, perché da lì siamo partiti nella domanda che mi poneva all'inizio, non è semplice, ma cambiare le cose in meglio e orientare in direzione più umana questa società non è un impegno semplice. Se volevamo fare cose semplici, veramente dovevamo trovare un altro mestiere. Dopo è chiaro, cari insegnanti e cari insegnante, dovremmo poter contare su un supporto da parte della società, su un riconoscimento sociale per il lavoro prezioso che facciamo, che passa anche attraverso un riconoscimento economico diverso, diciamelo. Cioè dovremmo veramente, sarebbe bello vivere in una società che crede che il tesoro più grande sia la formazione dei cittadini di oggi e di domani. Sappiamo che così non è, ma questo spazio, questa consapevolezza, questo cambio culturale, forse sta anche a noi cercare di riguadagnarlo e ripromuoverlo. E quindi componiamo insieme questa valigia degli attrezzi. Allora, cosa vogliamo mettere dentro per aiutare colleghi, docenti, formatori, educatori che domani andranno in classe e vogliono avere uno strumento in più? Gli strumenti, mi consente di dire una cosa molto importante. Intanto che parlare da qui o parlare da una cattedra universitaria è facile, è bello. Credo che sia anche utile, perché poi facciamo ricerca, studiamo, eccetera, però è facile. E chi poi si trova in classe si trova a gestire le cose, a tradurre cosa vuol dire essere qui in quel contesto. Bene, una cosa che ci tengo tantissimo a dire, non ci sono scorciatoie, anzi, diffidate, se posso dire, dagli strumenti precostituiti, dalle schede, dalle attività preorganizzate, sono standardizzate. La realtà è ipercomplessa, non è possibile che un testo che voi acquistate, un'attività modulata in moduli, in svolgimenti dettagliatissimi, sia coerente, congruente realmente con la classe che avete. L'insegnante non è sostituibile, la sua lettura della realtà non è sostituibile e il gradiente di adattabilità, di personalizzazione che lui fa è quello che fa la differenza fra un buon intervento e un cattivo intervento. Quindi non ho l'arroganza di dire che cosa devono quindi fare gli insegnanti in classe. Non ho nessuna idea di dirvi quindi quali sono gli strumenti, ma posso dirvi che degli strumenti ci sono, che sono quelli soprattutto,
e non a caso ho citato Don Milani e non a caso ho concluso dicendo che secondo me l'intercultura è il modo di educare oggi, non sono strumenti speciali, sono i normali strumenti di far bene il proprio lavoro, di far bene l'insegnante, di guardare la diversità dei ragazzi e di chiedersi come potervi rispondere, di non farsi portare via dalle mode, dalle urgenze, dalle efficienze, ma di guardare veramente in coscienza a quello che è il tuo mandato formativo, che è di far crescere un uomo e una donna. Non di finire un programma, non di accontentare quel genitore, non di avere un punteggio in più dal preside. E sono gli strumenti che qualsiasi insegnante dovrebbe avere. E più normale diventa l'intercultura, meglio è. Meno diventa speciale con eventi, con cose, e più è un certo modo di far storia, è un certo modo di far geografia, complesso, aperto, mobile, non dogmatico, più è meglio. Ecco. Quindi la buona notizia è che non servono qualità particolari, non servono strumenti speciali, ma serve assumere tutta la complessità della realtà e imparare a vederla, cercando negli strumenti che abbiamo di fare il meglio che possiamo. Non scoraggiandoci mai. Mai, o meglio, scoraggiandoci e poi supportandoci, battendoci le spalle confrontandoci, chiedendo consigli, trovando strumenti, perché poi gli insegnanti, la scuola italiana su questo è maestra, è anche creativa. Provando e riprovando. Provando, si prova. Come diceva Galileo Galilei. Ecco, io direi con intelligenza e ostinazione, perché il contrario dello scoraggiamento è essere ostinati. L'insegnante bravo è quello che non molla. E come insegno agli studenti sempre del primo anno, però questa volta il corso di epistemologia. Con rabbia e con amore. Con rabbia e con amore. Giuseppe Milan diceva la lotta dell'educatore. E noi pensiamo sempre che sia l'abbraccio dell'educatore o compagnia permanente. Giuseppe Milan diceva è la lotta che noi abbiamo, perché ci crediamo talmente tanto che ci giochiamo con il corpo, ci giochiamo ci consumiamo anche nella sfida. Ecco. Io dico sempre ai futuri educatori che c'è solo un modo per essere veramente persuasi di non mollare mai in questo lavoro e di vederne allo stesso tempo l'importanza, che è ricordarsi il concetto di educabilità. Lo diceva anche Paulo Freire. L'uomo, dice Paulo Freire, è un ser mais, lo dice in portoghese, vuol dire essere di più, cioè è l'essere che tende a realizzare se stesso. È un progetto, dice che l'uomo è un progetto. Cioè l'uomo è qualcosa che non è mai compiuto. Non esiste un uomo compiuto. Tutti siamo più compibili, cioè siamo perfettibili. Questo principio in educazione si chiama educabilità. Ogni essere umano è educabile, chi più, chi meno, a qualsiasi età. Per che cosa lotta un insegnante? Per l'educabilità dell'altro. Com'è che si traduce l'educabilità? L'educabilità non è quello che io voglio che tu diventi, o quello che tu devi diventare, o quello che la scheda dice che tu devi diventare, ma io voglio realizzare il tuo spazio di possibilità. Non so qual è, ma cerco di capirlo con te e mi metto al servizio di questo. Non so qual è, ma so che c'è. È l'unica cosa che mi fa non scoraggiare, cercare l'educabilità in ognuno, in Mohammed, in Fitim, in Alberto, in Giulia, in tutti i ragazzi e le ragazze. So che sto dicendo cose condivisibili e qualcuno giustamente penserà, sì, ma è complicato. Certo, lo so. E infatti ho fatto il professore universitario e non l'insegnante alla scuola. Intanto ci è arrivato un messaggio, complimenti, importante testimonianza di formazione e informazione per il prossimo, un plauso. E poi abbiamo tanti docenti che ci seguono ma sono timidi e quindi sicuramente poi la possibilità di approfondire non mancherà e anche di rivedere successivamente, perché ormai l'incontro si è svolto, ma sarà sempre fruibile su YouTube, sul canale Comune Vittorio Veneto. Quindi abbiamo capito che l'identità non è un'etichetta, ma è un intreccio di storie, di radici, no? Anche di sogni. Per questo dobbiamo essere noi bravi a prendercene cura. Grazie professore. Grazie a lei, L'incontro possiamo dire che
volge al termine, spero si sia trovato bene. Molto bene. Accolto da Educhiamoci, dal nostro staff. Fantastico staff, diciamo che questo, io vorrei ringraziare l'amministrazione di Vittorio Veneto che ha questa bellissima iniziativa, anche con l'idea poi della sua perduranza attraverso la cura che c'è nel tenere questi materiali fruibili anche in forma virtuale attraverso la rete, e quindi l'amministrazione, ma in particolare lei, Stefania, e Grazie. tutti i tecnici che voi non vedete ma sono qui e che rendono facile queste nostre comunicazioni e che lavorano veramente molto bene. E ovviamente noi ci salutiamo per questo passaggio pomeridiano dedicato alla formazione, poi ci ritroveremo alle 20:30. Professore, se ha la possibilità di stare ancora con noi sarà un piacere. Avremo il professor Stefano Allievi e quindi approfondiremo ancora il tema delle culture, ma su un altro punto da approfondire, un altro iperfocus. E visto che lei ha citato Freire, io lo vorrei recitare un'altra volta, un piccolo passaggio che a me piace molto, lo dico anche ai miei studenti. Chi insegna, impara insegnando, e chi impara, insegna imparando. Questo è bellissimo perché ci fa capire quanto il docente non sia su un piedistallo, ma si deve fondere poi con la sua comunità di discenti. Molto d'accordo, grazie. Grazie a lei, professore. A tra poco con Educhiamoci, grazie.